E allora eccoci qua anche questa settimana a parlare di questo futuro, questo nascituro governo Lega Movimento 5 Stelle. Oggi come dicevamo giornata di votazioni online sulla piattaforma Rousseau per i grillini. Allora l'esito è già uscito, vediamo se, eccolo qua, questo è quanto viene pubblicato sul sito. Allora più del 94% ha detto sì al contratto per il governo del cambiamento. Allora il 94% hanno votato poco più di 42.000 persone, 2.500 hanno votato no. Allora io inizierei innanzitutto dai nostri ospiti per cercare un po' di capire come la vedono questa metodologia della votazione online. 42.000 voti, sono tanti, sono pochi per decidere se il programma di governo va bene oppure no. Iniziamo da Alessio Zanona. Ma un partito che ha il 33% in scala nazionale e mi vedo una percentuale di votanti così bassa, mi viene da pensare che probabilmente non è molto attendibile, perché se un 33 vuol dire che sono circa 14 milioni di elettori che hanno votato il Movimento 5 Stelle e poi questo contratto così importante è in mano solamente a una percentuale del 94%, è vero, ma se poi i votanti sono 100, perché voglio vedere quanti sono in realtà questi votanti, di fatto è come dire dai, facciamo vedere che siamo dalla parte del movimento, ma poi in realtà è già tutto stabilito, cosa stabilita già 2 mesi fa. Alberto, Stefani. Ma io credo che comunque una consultazione. In questo fine settimana poi sarete voi alla prova del noi, voto. No? Insomma, usciamo con i gazebo, incontriamo la gente, cerchiamo di capire gli elettori, ma anche la gente magari che non ha votato Lega cosa ne pensa. Io tra l'altro ho conosciuto anche in questi giorni persone che non hanno votato Lega, hanno votato 5 Stelle e che hanno apprezzato maggiormente il comportamento di Salvini in questo periodo di consultazioni e in questo periodo di trattative elettorali. Quindi io credo che comunque sia un bel segnale che la politica scenda e vada a confrontarsi con il territorio, vada a confrontarsi con la gente, vada a confrontarsi con le associazioni, con le realtà locali. Detto questo, io credo che comunque non c'era il tempo chiaramente di farlo a livello congressuale, ci sono stati partiti in altri stati che in alcune ipotesi di accordo di governo hanno addirittura convocato un congresso interno al partito per chiedere ai militanti la loro opinione. Se questi erano i tempi, e comunque io credo sia anche necessario fare in fretta, perché io continuo a girare i mercati e le imprese, così come ho fatto in campagna elettorale, la prima cosa che ci dicono è fare in fretta, di cercare di arrivare subito a una soluzione, perché non c'è tempo da aspettare. Quindi io credo sia un bel segnale, un segnale positivo. La gente ha risposto bene già chiedendoci posti in cui è possibile votare, quindi c'è già una buona richiesta. Vedremo domani a livello fisico se c'è anche questo ritorno, io credo di sì, e quindi continuiamo in questa direzione. Certo, la giornata si era aperta appunto con un intervento di Luigi Di Maio online. Allora sentiamo abbiamo tenuto un breve pezzetto del suo intervento nella quale appunto invitava a partecipare al voto. Vediamo. Ci sono gli italiani in questo contratto, ci sono io in quanto cittadino italiano, ci sei tu qui dentro. Leggi questo contratto e sentiti parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così com'era. E sentiti orgogliosamente italiano oggi, perché una nuova era sta per cominciare. La cosa più bella è che ognuno di voi, come me, oggi possa dire io sono nel contratto. Per tutta la giornata di oggi saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento. Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, nonostante quello che dicono tutti i giornaloni italiani e stranieri, nonostante qualche burocrate a Bruxelles, nonostante lo spread, allora come capo politico del Movimento 5 Stelle firmerò questo contratto per far finalmente partire il governo del cambiamento. Mancava solo che dicesse l'Italia è il mio paese dove vivo, sembrava il discorso di Silvio Berlusconi quando è sceso in politica. Lo copiano. Ermanno, cosa dici? Allora, mi pare che di altre soluzioni politiche non ce n'erano. Poi non so se questa è quella giusta, ma il percorrere una nuova strada
su una strada impossibile, perché è stata fatta una legge elettorale ad hoc, perché taluni vincessero e altri perdessero, punto. Chi sono? Non me ne frega niente, ma le cose sono andate così. Però la gente, e parlavamo prima nella trasmissione precedente, quando c'è un referendum, la saggezza della popolazione, dei cittadini, è ineguagliabile. Ha un senso della appartenenza e dell'affrontare i problemi, e parlavamo di divorzio e di aborto, che ha lasciato il segno nella storia italiana. Ma evidentemente nascono delle forze nuove, perché ormai diciamo che la Lega è il partito ormai diventato più vecchio in realtà, no? È un partito giovane, non ha radici storiche come c'aveva il Partito Socialista, la Democrazia Cristiana e tutto il resto, no? È un altro partito giovane che sono 5 Stelle, nato 10 anni fa, da una scommessa, anzi da un rifiuto. E allora i tempi cambiano, le modalità di aggregazione sono cambiate necessariamente, hanno fatto di necessità virtù. Io mi auguro che il percorso sia sufficientemente stabile, perché non è importante che abbia vinto questo o quello, l'importante è la governabilità di un paese che rischia di diventare ingovernabile. Hanno fatto questo percorso, secondo taluni è criticabile, ma io non so al posto loro chi altro avrebbe trovato una soluzione, E Mattarella, diciamo che siamo fortunati ad avere un Mattarella che dà del suo, anche se poi Mattarella avrebbe 120 dipendenti solo per mantenere i grandi palazzi, e già tagliare 120 dipendenti potrebbe agevolare lo sviluppo del paese e l'economia perlomeno in parte, e così vale per altre cose. Quindi il contratto, peraltro già collaudato in Germania, può essere che funzioni. Ecco, a questo punto lascio a voi la parola. È un'operazione fattibile? Poi naturalmente, siccome questo contratto è fatto anche da esseri umani, un accordo, una acquiescenza a quello che è il contratto e un rispetto del contratto sarà da fare giorno per giorno. Certo. Quindi, allora, Ruggini. Sì. Contratto alla tedesca, c'è chi lo chiama pasticcio all'italiana, perché sicuramente in Germania non hanno fatto né voti online né gazzevate nelle piazze, hanno convocato appunto i congressi, hanno fatto un referendum anche, dei referendum interni anche molto forti, democratici, con regole ben strutturate, e hanno anche temporeggiato di più, quindi anche il discorso della fretta, abbiamo aspettato 75 giorni di giochetti avanti e indietro, su e giù, si poteva aspettare anche altri 20 giorni per convocare i congressi, se mai esistessero, penso ad esempio al Movimento 5 Stelle, per valutare eventualmente anche una democrazia interna in carne e ossa, non solo diciamo online. Poi da qui all'ottimo staff mediatico che sicuramente sta dietro Luigi Di Maio con questo video di oggi, alla realizzazione di tutte queste promesse che loro hanno fatto, di questo libro di sogni che stanno vendendo in queste ore agli italiani. Ecco, qui stiamo vedendo il sommario del contratto che è pubblicato online. Vedremo cosa e quanto effettivamente riusciranno a realizzare, anche perché abbiamo già visto che tra le bozze che erano partite nei giorni scorsi e quello che adesso è uscito nella versione definitiva, tante cose sono state tolte, tante cose sono state riviste, tante cose sono state rinviate, penso al reddito di cittadinanza, la flat tax, tutto rinviato al 2020, come per dire, se tanto cadiamo tra un anno non se ne parla più, e quindi è tante cose insomma da vedere. Il contratto ha avuto modo di vederlo? Sì, l'ho visto, ad esempio che sulla TAV, quello che c'è stato prima, no alla TAV, adesso sembra che sulla TAV si ritorni, quindi anche lì, ok, sia la TAV, ma il Movimento 5 Stelle ha preso un sacco di voti in Val di Susa e nelle vallate dei Notav, quindi anche lì bisognerà capire veramente un certo tipo di coerenza. Penso anche all'Ilva, che il Movimento 5 Stelle vuole chiudere, la Lega invece vuole mantenere, cioè ci sono un sacco di cose che non è che puoi fare tanta mediazione, lì o sei favorevole o sei contrario, quindi lì sarà veramente
in gioco tante cose tra i due movimenti. Abbiamo un telespettatore che si è prenotato per intervenire. Sentiamo che cosa ci vuole dire il signor Roberto. Buonasera signor Roberto, lei chiama da dove? Dalla provincia di Venezia, da Migrano. Prego. Allora, io sento in questi giorni due cose, vi devo dire. Partiamo dalla lista, la cosiddetta lista della spesa dei 5 Stelle Lega. La chiamano la lista dei sogni? Scusatemi, ma la lista che ha cominciato a scrivere Monti nel 2012 e che poi è stata portata avanti da Letta, Renzi, e ancora oggi si vorrebbe portare avanti la lista degli incubi per gli italiani. Vi ricordo che la lista di Monti, cominciata da Monti, a me oggi è costata 10 anni di lavoro, 10 anni senza lavoro. Qualcuno mi deve spiegare in che modo si pensa di farmeli recuperare 10 anni di contributi, 10 anni di stipendi e tutto ciò che dovrebbe essere legato agli stipendi. Come pensate di farmeli recuperare, compresa la casa che sto perdendo? Secondo punto, Berlusconi è il grande traditore e l'ha ben dimostrato in Europa, ieri o ieri l'altro, quando si è permesso di, perdonatemi, passatemi il termine, sputtanare Salvini. Sappiate che io non parteggio per Salvini, io parteggio per i 5 Stelle, questo è il mio punto di vista, ma Berlusconi ha sputtanato Salvini sapendo che ciò che stanno facendo Salvini e Di Maio è cosa giusta e buona. Il problema è che per mettere a posto questo paese loro stanno andando contro i dettami dell'Europa che faranno molto male soprattutto a Berlusconi. Berlusconi, e chiudo, in questi giorni è stato liberato dal cosiddetto Daspo che non poteva candidarsi. Chiedetevi perché. Quella liberatoria non è arrivata dai giudici, è arrivata per ordine dell'Europa. Chiedetevi perché, ve lo dico io al limite, per fermare Salvini, chiaro? Per quanto riguarda al conduttore o comunque sia il dottor Casi, mi permetta, ho lasciato stasera un messaggio per lei. Se sarà possibile, se mi può contattare magari domani e le spiego di cosa si tratta. Grazie e buonasera. Grazie al signor Roberto dalla provincia di Venezia. Abbiamo anche la signora Michela, dopo rispondiamo a tutti e due. Buonasera signora Michela. Buonasera a tutti e al mio caro uditore in primis. Volevo porre due piccole domande. La prima domanda riguarda l'attinenza che forse c'è tra quello che hanno subito i Pelle Rossa in America e le pulizie istro-veneta, veneziano-dalmata in Croazia e Slovenia. Poi volevo chiedere, quando si parla di nuovo governo e di patto col governo e quant'altro, mi piacerebbe sapere a quale punto di compromesso sono arrivati questi, chiamiamoli signori, e cosa ci sarà per noi in futuro, visto e considerato che penso che di compromessi ne abbiano fatto a disegno e non li sapremo mai abbastanza. Per quanto riguarda una piccola chiosa nella prima parte del della vostra trasmissione, io sento in questi giorni che il professor Tirelli di Aviano, Crodi Aviano, sta facendo pubblicità del Crodi Aviano. Succede qualcosa di simile anche per quanto riguarda l'Università di Padova e l'ospedale universitario? Vi ringrazio e vi auguro buonanotte a tutti. Grazie signora Michela, buona serata anche a lei. Allora, la domanda per i dalmati. Se c'era una correlazione, un parallelismo tra quanto è avvenuto in America per i Pelle Rossa e quello che avveniva Sì, c'è un parallelismo che è determinato dal fatto di fare meno fatica possibile per ammazzare più persone. L'hanno applicato in Sud America, in Centro America nel 1500 e via di seguito, e successivamente l'ha applicato Tito, o comunque l'esercito di Tito nei confronti dei propri avversari che li hanno infoibati.
Quindi li legavano, ne buttavano giù uno e gli altri andavano giù, e peraltro poi restavano anche vivi dentro e quindi morivano a distanza di ore o di giorni. Certo, di stenti. E una delle ultime foibe che sono andato a visitare circa 20 giorni fa è il bus della Lun, che è qui sull'altopiano del Cansiglio, che peraltro poco si scrive perché è spiegato che cos'è questo cratere carsico, ma non è scritto, se non accennato vagamente, che cos'è effettivamente successo. Certo, Zanona voleva rispondere, adesso arriviamo a Masina. A me dispiace che il telespettatore viva una situazione come tanti altri italiani, però voglio anche ricordargli che metà di questo programma, che io ho letto con molta attenzione dal primo all'ultimo punto, per metà è preso pari pari dal programma del centrodestra che ci siamo presentati il 4 di marzo alle elezioni. Per il resto, a mio avviso, è un libro di desideri, perché non sarà possibile attuarlo e lì si andrà veramente a confrontarsi veramente fra due mentalità diverse, che è la mentalità del popolo della Lega e il popolo del Movimento 5 Stelle, che creeranno proprio l'attrito che si porterà alle urne poi per giugno dell'anno prossimo per quanto riguarda il Parlamento europeo. Non c'è dubbio, cioè, metà di questo programma è fatto da quello del centrodestra, e poi se vogliamo parlare di traditori non è certamente Berlusconi che tradisce. Masina. Ma guardi, io sono totalmente d'accordo con il professore quando dice che questa era l'unica soluzione possibile. 2 mesi fa in questa trasmissione dissi, erano presenti l'onorevole Marini di Forza Italia, l'onorevole Zordan della Lega, che questa sarebbe stata la soluzione finale per arrivare a un patto di governo. Loro ribadirono la fedeltà al programma, la fedeltà, diciamo, al patto del centrodestra, e dopo vediamo com'è andata. Con tutta probabilità Forza Italia sarà l'opposizione di questo governo. Sono anche d'accordo con l'onorevole che ogni esercizio di democrazia vada rispettato e sostenuto. Queste consultazioni online del Movimento 5 Stelle non hanno nulla di democratico, cioè è totalmente controllato da un'azienda privata di proprietà di questa azienda che controlla gli esiti delle elezioni. Vogliamo ricordare ad esempio le primarie per scegliere il candidato sindaco di Genova, quando era stato scelto dai cittadini, dai sostenitori del Movimento 5 Stelle, il candidato che non era allineato con Grillo e Di Battista, la candidata, e questa è stata defenestrata, è dovuta ricorrere al TAR per essere riammessa. Quindi diciamo i risultati vengono pubblicati esclusivamente quando sono allineati ai leader, alle opinioni dei leader. Peraltro, non so se mi sbaglio, ma era notizia di oggi che nel quesito referendario dei gazebi della Lega di domani era sparito la domanda, era sparito il punto sul reddito di cittadinanza. Ora vedremo se domani sarà confermato o meno questo, però diciamo che se effettivamente nel quesito di domani nei referendum ai gazebo non ci sarà questo punto, Salvini inizia a prendere in giro gli italiani partendo dai suoi elettori. Ecco, ma se domani voi invece come partito avete domani un appuntamento importante, avete l'Assemblea nazionale. Un'assemblea nazionale che cosa succederà? Uno degli organi, diciamo, statuali. Lei è un giovane partito. come... Succederà, vedremo domani. Di sicuro, dal mio punto di vista... È la giornata delle dimissioni di Renzi, no? Dell'ufficializzazione. Vedremo cosa succederà domani, chi si proporrà, quali tesi insomma verranno poi proposte. Io vedo francamente che è una strada che porterà al nostro congresso in autunno. Vedremo cosa farà il segretario reggente Martina, ma di sicuro se si vorrà ricandidare non potrà essere lui traghettatore del Partito Democratico per una questione di correttezza, e verrà scelta una persona terza. Ma avete concordato il significato di dimissioni con Renzi? Allora. Perché c'è un'interpretazione, sicuramente certo, lui è fiorentino, quindi la lingua italiana la conosce bene, forse siamo noi che non riusciamo a capire, perché è la 20ª volta che dà le dimissioni, però è sempre lì. Allora, è quando spunta dal cappello, perché a un certo punto alla vigilia si presenta, che tempo che fa, spiazzando il segretario del partito. Io non capisco perché quella non intervista avete un po' di scotch da... No, guardi, non capisco perché quell'intervista abbia suscitato così tanto stupore.
il servizio pubblico, la televisione pubblica ha invitato un ex premier e ex segretario del partito che è stato di maggioranza di governo per 5 anni a esprimere un'opinione sulla situazione politica attuale. Lui ha espresso un'opinione, legittimamente, che è stata poi diciamo recepita dalla nostra base, ma probabilmente anche dai dirigenti, come una linea politica. Beh, se questo è il risultato, vuol dire che ancora una comunità lo riconosce come leader. Mi lascia un po' esterrefatto. Direi che la cosa migliore è il silenzio ed oro. Silenzio ed oro, quindi, ma quindi francamente se c'è un segretario trova veramente una stranezza che un ex premier venga intervistato da una TV di Stato sulla situazione politica attuale? E nel momento in cui le due parti, è una coincidenza astrale, non è detto che si ripeta nei prossimi 30 milioni di anni, coincidenza astrale dove c'è il Partito Democratico e 5 Stelle che devono incontrarsi per eventualmente sondare la possibilità di trovare una qualche soluzione, compare improvvisamente il dimissionario che si è dimissionato più volte, per cui il problema è capire cosa vuol dire dimissione. Allora, Renzi ha se ce lo spiega noi siamo contenti. Renzi ha accelerato una fase di chiusura nostra, che comunque sarebbe stata di chiusura nei confronti del Movimento 5 Stelle. E ripeto perché? Perché dal mio punto di vista un accordo di governo, un patto di governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega c'era dal 5 marzo. E queste due forze politiche stanno facendo perdere al Paese mesi e mesi e mesi per spartirsi le poltrone. Il teatrino del contratto di governo sui punti del programma è un teatrino, cioè si stanno spartendo le poltrone. Io vorrei spiegare ai nostri telespettatori che il PD assieme a altri partiti hanno fatto questa legge elettorale. La legge elettorale, professore. La legge elettorale non ha fatto, scusate, il risultato non è colpa né di 5 Stelle né della Lega né di Forza Italia. In Europa, il risultato elettorale sarebbe stato lo stesso. Il risultato elettorale è colpa degli elettori, i quali hanno deciso con scienza e coscienza quello che è successo. Dopodiché qualcuno ha detto mi dimetto, ma non ho capito cosa vuol dire dimettersi. Perché ricompare ogni peso spinto appena c'è una situazione? È comparso dopo 2 mesi per fare un'intervista. Ho capito, ma non è che è andato l'intervista a Telecanicattì. Ha espresso un'opinione politica è andato di lunedì a domenica, che tempo che fa, in piena peak time. E io sono curioso, l'ho guardato, mi interessa capire. Ma nella politica c'è anche un passo indietro, perché c'è un segretario di partito che probabilmente avrebbe detto la stessa cosa. Probabilmente avrebbe detto la stessa cosa. Non brucio il mio segretario di partito. Allora, ripeto, io non ci vedo alcuna stranezza che un ex premier venga intervistato sulla situazione politica corrente. Non ho detto questo. Esatto, lui è stato intervistato dal servizio pubblico. Che senso ha dire sono dimissionario? Ha senso, perché... Siccome l'ho sentito 5 o 6 volte, sempre dalla stessa persona, evidentemente non conosco l'italiano. No, guardi, lo conosce benissimo, probabilmente meglio di tutti noi. Ripeto, io non ci vedo nulla di strano, nulla di complottistico che un ex premier, l'ex segretario esprima la sua opinione. Ora andremo a congresso, vedremo quale sarà la scelta di Matteo Renzi, dubito si ricandiderà. Lui ora è senatore e come senatore ha espresso anche un'opinione. Io non sono contrario che si ricandidi, guardi che non è che sto dicendo, vorrei capire perché uno fa dichiarazioni lapidarie ma il gergo ci sfugge, capisce? Evidentemente non conosciamo il toscano fiorentino. Diciamo che il regolamento è nel momento sbagliato, perché 2 giorni dopo ci doveva essere la decisione. Caspita, allora mi sfuggiva. Esatto, c'era Stefani che voleva ribattere, sì, no, una precisazione sui gazebo di domani. In realtà potrei leggervi la mail, ma insomma ogni segretario di sezione, quindi di circolo, ha l'obbligo di stampare il contratto di governo, quindi coloro i quali andranno a votare potranno leggersi tutte le pagine del contratto di governo, quindi non scompare nulla.
tutti possono essere informati in maniera trasparente di questo, e quindi credo sia anche un bel segnale il fatto che ci sia questa possibilità. Quindi posso venire anch'io a votare i vostri gazetti? Puoi venire benissimo, come anche chi non era addetto alle primarie del PD poteva andare, visto che c'è stato più di qualche caso, insomma, poco sospetto. Certo. Beh, questi ultimi giorni sono stati giorni molto intensi sulla rete, i leader politici hanno utilizzato i social per comunicare con i propri sostenitori e non solo con loro. Ha parlato Di Maio, l'abbiamo sentito prima, adesso sentiamo invece Matteo Salvini come commentava, diciamo così, quelle che erano le trattative per raggiungere un accordo su questo contratto. Sentiamo. Il tema caldo è quello dell'immigrazione, inutile negarlo, siamo a metà maggio. Adesso c'è il rischio che ricomincino gli sbarchi, avete sentito già le minacce che arrivano da Bruxelles, da qualche commissario non eletto da nessuno, qualunque governo arrivi in Italia, l'Italia deve continuare a fare quello che ha sempre fatto, ovvero sia calare le braghe, far finta che non esistano i confini, far finta che in Italia ci sia casa, lavoro e futuro per tutti. Non è così, e quindi nel programma di governo c'è scritto. E aggiungo io, un ministro della Lega che si occupi di sicurezza e di difesa dei confini ne sarebbe garante, che in Italia entra chi ha il permesso, che per le brave persone c'è un futuro, ma per le migliaia di delinquenti c'è solo una via: ritornare a casa. Quindi procedure di analisi delle richieste di asilo più veloci, allontanamento dalle carceri italiane dei troppi delinquenti stranieri che ci costano un occhio della testa, assunzione di giudici per avere processi più veloci, di personale per delle commissioni che esaminano le richieste di asilo, e una stretta all'immigrazione clandestina, che è un business da miliardi di euro. Traduco: se parte un governo con la Lega all'interno nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, i 5 miliardi di spesa previsti dalla sinistra negli ultimi anni per l'accoglienza e i centri per gli immigrati vengono tagliati, io dico almeno all'inizio quantomeno dimezzati, per mettere un bel po' di soldi sul capitolo rimpatri, allontanamenti, espulsioni. Allora, in questa parte l'intervento durava circa un quarto d'ora, ma qui appunto ho focalizzato uno dei temi caldi, Rugin, per la Lega, cioè quella dell'immigrazione. È ancora campagna elettorale? O è proprio contratto? È piena campagna elettorale, perché addirittura ieri è stata fatta una simulazione di 600.000, che poi non sono 600.000 irregolari, se venissero tutti quanti rimpatriati. Ci vorrebbero all'incirca 27 anni, facendo partire 4 aerei al giorno di rimpatri. Poi tra l'altro sappiamo che non possono essere rimpatriati tutti, perché lo ricordo per l'ennesima volta, sono solo 4 le nazioni con cui l'Italia ha gli accordi bilaterali per poter rimpatriare gli irregolari, che sono il Marocco, la Tunisia, l'Egitto e la Nigeria. Quindi tu non puoi far partire un aereo da rimandare dei guineiani o degli ivoriani o dei senegalesi, perché non c'è un accordo bilaterale, e queste nazioni non accettano facilmente di fare degli accordi bilaterali con l'Italia perché non ci sono interessi, diciamo, da ambedue le parti. Quindi è proprio praticamente non puoi far partire, non puoi neanche far decollare l'aereo per il rimpatrio. Quindi questa è pura demagogia, e poi la gente se ne renderà conto, come se ne è resa conto anche negli anni precedenti quando il centrodestra era al governo. E su questo, ripeto, non uso né la bandierina, io non mi reputo di sinistra, ma non è una bandierina ideologica, è una bandierina pragmatica, perché il centrodestra, quando era al governo, ha fatto una cosa molto semplice in una situazione del genere. Nel 2002 e nel 2008 ha fatto le più grandi sanatorie della storia, che ha fatto una regolamentazione di 800.000 irregolari sul suolo italiano. Ma perché è una scelta che la politica ad un certo punto deve fare, perché tralasciare una persona nell'illegalità e metterla nella legalità, devi capire quali sono i vantaggi, quali sono i svantaggi. Quindi sappiamo benissimo che è meglio mettere una persona nella legalità, nella regolamentazione, per dargli la possibilità di avere un lavoro e di poter avere un futuro, quando appunto non hai le condizioni per poter rimpatriare queste persone. Poi per quanto riguarda gli sbarchi, adesso avete visto la notizia di ieri, dell'altro ieri, stanno di nuovo aumentando gli arrivi dalla Turchia, ripartita la rotta balcanica, sono aumentati negli ultimi 3 mesi del 30% dalla Spagna, sono calati un po' dall'Italia. Quindi le migrazioni sappiamo benissimo che sono un fattore storico, che quindi devi in un qualche modo gestire, devi in un qualche modo governare. L'ha gestito anche Berlusconi quando era al governo, c'è stata prima l'Albania, adesso c'è appunto la rotta balcanica. Cioè, le migrazioni, ripeto, sono fatti
epocali, siamo in un'epoca in cui tra l'altro facciamo sempre credere che arrivano tutti in Europa, ma guardiamo cosa accade in Birmania, guardiamo cosa accade in Sud America, in Venezuela, ci sono interi popoli che da altre parti del mondo si spostano verso altre parti, e quindi in qualche modo bisogna risolverli, affrontarli con pragmatismo questi problemi, senza demagogia, perché ripeto, poi gli elettori, una volta che queste persone qui governeranno, inizierà questo governo e si renderanno conto che in un qualche modo andranno anche loro a gestire, quindi a un certo punto queste frasi che trovano il tempo che trovano finiranno, si renderanno conto che sono solo chiacchiere al vento. Zanon, allora questa parte del contratto di governo probabilmente piace anche a Forza Italia oppure no? Non c'è dubbio che il punto fermo è basta immigrazione clandestina, però va risolta non tanto in Africa ma in Europa. Se questo governo come priorità ha quello di andare a ritrattare le questioni in Europa, troverà in me un ammiratore, perché è ora che andiamo non per uscire dall'Europa o per uscire dall'euro, ma per andare a dire: signori, la dignità di un popolo come tante è lesa, allora meno burocrazia e più azione. Allora, l'Europa deve convincere tutti i suoi aderenti, o tutti lo prendono la gente, o mettiamo le barriere navali in mezzo al Mediterraneo. Non è cattiveria, ma è ora di dire basta a queste cose, perché il buonismo porta a una spesa di 7 miliardi di euro all'anno, che l'Italia probabilmente questi 7 miliardi di euro all'anno li potrebbe usare per i suoi giovani, per le sue imprese che sono al gas. Allora, va affrontato definitivamente. Se non sono capaci di farlo, ed è pura demagogia o libro di desideri come dico io, evidentemente non sono credibili. Ecco, qua un telespettatore ha appena scritto: il contratto di governo del Movimento 5 Stelle è come quello che aveva firmato Berlusconi con gli italiani. Eccolo qua che ce lo ripropone la regia. Straordinario contratto Movimento 5 Stelle, lo stesso valore famigerato contratto con gli elettori firmato da Berlusconi, pubblicità per i polli, nessun valore in tribunale. È d'accordo su questo? No, non sono d'accordo su questo, perché il contratto di Berlusconi non l'ha fatto tra partiti, ma ha preso un impegno col popolo italiano, che ci aveva premiato con il 37% dei voti. Ha avuto difficoltà non tanto per la sua azione, ma per quello che gli si sono messi di mezzo. Ricordiamo Fini, ricordiamo i presidenti vari della Repubblica. Certo. Sono due cose distinte. Certo. Adesso, oggi ha parlato anche Berlusconi, ha parlato d'Aosta, è sicuramente la notizia forse della giornata, la sua. Però andiamo prima in pubblicità, poi rientriamo e sentiamo cosa ha detto Berlusconi oggi ad Aosta.